arrivati a ore 7 e per darci la sveglia in questo penultimo giorno di agosto, in previsione di settembre, iniziano le scuole e tutto quanto, io che cosa scelgo? Scelgo un ospite decisamente sprint. Buongiorno a Giorgio Croce, presidente della Scuderia Friuli. Buongiorno. E membro del comitato organizzativo del Rally delle Alpi Orientali. E, insomma, vi porto a tutta velocità alla scoperta di luoghi molto belli della nostra regione e soprattutto di un evento che è ormai consolidato da tantissimi anni. A che edizione siamo giunti? Siamo arrivati alla 54esima edizione per le automobili moderne e alla 23esima per le auto storiche, perché noi siamo riusciti ad abbinare le due specialità pur mantenendo le loro caratteristiche come se fossero due gare sole. E prova ne sia che abbiamo un campionato italiano da una parte e un campionato europeo dall'altra, cosa che non è da poco. Allora, siamo ai blocchi di partenza, si può dire, no? Sì, stasera cominciano le verifiche delle vetture e da domani mattina ci saranno le shakedown, cioè il percorso che dà la possibilità ai piloti di provare le automobili, e il primo pomeriggio verso le 13 partiranno le auto storiche. Da noi partono prima le auto storiche e poi le moderne per dovere di titolarità. E verso facciamo cavalleria. Esatto, ma anche perché hanno la validità più elevata, e poi partiranno le auto moderne verso le 16. Allora, da dove si parte? Si parte da Citafieri. Quest'anno abbiamo una nuova location, chiamiamola così, che ci ha un po' riportato verso Udine, perché non dimentichiamo che Udine è stata la città che ha inventato l'Alpi Orientali tantissimi anni fa, anzi forse è stata Lignano, perché una volta si correva il Relais di Lignano ed era una gara di semi-regolarità, eccetera. Voglio ricordare, purtroppo non c'è più, il presidente dell'Automobile Club di Udine, Gianni Asquini, che è stato il fautore di tutta questa manifestazione, che è stata molto importante negli anni interessanti, cioè era il campionato europeo, qui è nata la Mitropa, essendo un crocicchio di civiltà, il Friuli ha portato avanti veramente anche questo tipo di manifestazione. Noi abbiamo ripreso tutto questo discorso iniziando nell'86 dal vecchio Rally di Maiano e siamo ritornati ai fasti di una volta, per il campionato italiano, il campionato europeo, e abbiamo una delle manifestazioni più popolate da piloti d'Italia e forse d'Europa. Quanti sono quelli attesi, iscritti? Quest'anno abbiamo avuto un grossissimo riscontro, 161 sono i piloti tra gli equipaggi, scusa, quindi perché doppi, si no? corre in due, esattamente, e sono circa 106 nelle vetture moderne e 55 nelle vetture storiche. Per cui per noi è una cosa importante, anche perché gente che viene da tutta Europa, dalla Norvegia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, addirittura un equipaggio, e questo sottolinea quello che è un aspetto molto importante di una manifestazione come la nostra, che oltre a essere sportiva, molto titolata, come abbiamo detto, è anche un veicolo di pubblicità enorme dal punto di vista turistico, perché qui i piloti non è che fanno mordi e fuggi, mettono sulla canottiera, mangiano il panino e vanno a casa. Qui si sta una settimana, di lavoro, no? Esatto. Qui si sta una settimana esattamente a controllare i percorsi, a vedere, e soprattutto non c'è il seguito di uno o due, c'è il seguito di 7, 8, 10, 20 insomma c'è un'officina mobile, no? Dietro ogni equipaggio, eccetera. Per cui è un movimento turistico veramente molto, ma molto importante, e un movimento di persone che hanno la possibilità e che apprezzano l'ospitalità e che spendono sul territorio. E poi è anche un evento, è anche un evento poi che appassiona molta gente, perché poi insomma è sempre un successo anche di pubblico. Certo, no? Noi in Friuli abbiamo veramente un seguito notevolissimo di pubblico, perché ci sono tanti appassionati, quelli che hanno la mia età si ricordano delle gesta di Sandro Munari con la Lancia Stratos o con la Lancia Fulvia,
oppure più recenti, i giovani di adesso, che abbiamo tanti ragazzetti che cominciano a correre, e questo è un discorso propedeutico della nostra scuderia, e abbiamo la possibilità di avere questi ragazzi che cominciano ad approcciare questo mondo, che è un mondo, ricordiamolo, molto difficile, molto costoso e molto impegnativo. Però ci sono dei ragazzi che mettono via i quattrini tutto l'anno per fare le Alpi orientali, o il Rally del Friuli Venezia Giulia, come l'abbiamo chiamato, per dividerlo Quindi c'è un po' di vivaio, diciamo. Sì, sì, sì. Ed è molto bello perché queste cose si fanno solo se c'è una grande passione, una grande voglia di fare le cose bene. Allora, domanda un po' scontata, specie perché sono io a farla, però donne e motori, abbiamo detto ragazzi, in realtà ci sono molti componenti, no, femminili. Sì, sì, il componente femminile nell'automobilismo è abbastanza, soprattutto negli ultimi tempi, si è sviluppato in modo particolare. Poi dipende un po' che categoria, no? Perché tipo sappiamo che ad esempio la blasonatissima Formula 1 è un po'... No, però nelle altre categorie si è fermata è vero tanti anni fa, oppure all'estero c'è qualcosa, ma di Formula 1 a livello ufficiale non ce n'è. No. Però nei rally sì, ricordiamolo, Michel Mouton che ha vinto le gare mondiali con l'Audi, eccetera, per cui abbiamo un resoconto importante. E la figura femminile nell'automobilismo è rappresentata molto bene dalle navigatrici. Perché si sceglie una navigatrice? Perché normalmente dovrebbe pesare meno degli uomini. Ah, ok, quindi ci sono proprio anche dei motivi tecnici. Beh, certo, ma soprattutto perché le donne sono precise, sono molto attente, rispettano i regolamenti. Poi magari molto spesso si fa coppia, non lo so, immagino che possa capitare anche questo. Anche. Però non sempre, però hanno un grosso successo. Noi abbiamo anche dall'altra parte, dalla parte organizzativa, diciamo così, ci sono tantissime ragazze, la nostra scuderia ad esempio ha un nucleo che è prettamente femminile, ci sono 5 o 6 donne che anche in uno sport che dovrebbe essere distintamente maschile si danno da fare e sono veramente diventate l'anima di questa manifestazione, e anche dall'altra gara che facciamo noi, che è la Vergognes-Sella Chianzutà, che è una gara in salita. E noi abbiamo seminato abbastanza bene perché abbiamo questi personaggi, anche i maschili che fanno il discorso della sicurezza, che fanno il discorso della preparazione delle prove, che ci sono invidiati da tutta Italia, veramente. Quindi insomma abbiamo abbattuto ogni barriera di genere. Torniamo invece a parlare proprio della gara. Dicevamo, si parte dal Cittafiera e poi lo zoccolo duro, la parte più verace, è nelle valli, giusto? Brava. Allora, la gara è divisa in 2 giornate, e il venerdì c'è la partenza, come abbiamo detto, dal Cittafiera, la nuova sede, diciamo così, della nostra manifestazione, visto che ci sarà la direzione gara, ci sarà un po' tutto quanto. Quartier generale, diciamo. E il parco assistenza, cosa molto importante. Stasera ci saranno già le prime verifiche dei prioritari e delle autostoriche, e le autostoriche fanno più chilometri delle auto moderne, sembra di no, ma è una regola del campionato europeo, per cui andranno ad affrontare la vecchissima, che è mia passione, poi prova di Porzus, che le autostoriche faranno per 2 volte. Le auto moderne invece la faranno per una volta sola, per poi andare a fare la prova, non chiamiamola spettacolo perché è una prova a tutti gli effetti, che si fa nel centro di Gemona. Poi queste auto storiche, lei mi diceva, non sono a far sfilata, corrono veramente. Corrono, difatti se andiamo a analizzare i risultati degli anni precedenti vediamo che le auto storiche si infilano nelle prime 5-10 vetture assolute, il che non è poco, anche perché abbiamo dei piloti e delle automobili tipo le Porsche, le 037, le Lancia Delta, eccetera, con dei piloti che la sanno guidare, le sanno portare a livelli veramente notevoli. Per cui è tutto da vedere, hanno un fascino particolare le auto storiche, che forse le auto moderne non hanno più, Beh, insomma, è sempre un bel vedere comunque, poi insomma si parla di auto davvero anche potenti, perché ormai storiche si amplia sempre di più anche, no? La categoria, direi. Parlavamo della città di Gemona, noi è il 3° anno che facciamo questa prova,
che ci è un po' invidiata da tutta Italia, perché siamo riusciti con l'aiuto importante di Sportland e dell'amministrazione comunale di Gemona, vecchia e nuova, di portare le automobili da corsa nel centro storico praticamente. La popolazione non ha protestato ed è la cosa diventata molto molto bella. L'abbiamo voluta questa cosa perché per ricordare che 40 anni fa c'è stato un terremoto che ci ha portato via tantissime persone e ha distrutto molte cose della nostra civiltà friulana. L'automobilismo è rimasto molto colpito da quello che è successo nel 76 e meno di un mese dopo il disastro ha organizzato una gara automobilistica a Varano de' Melegari e ha raccolto una barca di quattrini, perché c'erano tutti i migliori piloti della Formula 1 e tutti i piloti che c'erano in quel periodo in auge, e con i proventi di questa gara ha costruito una scuola che è a Lusevera ed è ancora viva e vegeta, tenuta molto bene dal comune, e si chiama Scuola di Graham Hill, che era un famoso pilota, e qui c'era la moglie. È venuta all'inaugurazione con un bimbetto, un piccolo bimbetto. Che era Demon. Esatto, che poi è diventato campione di Formula 1 anche lui. Ma questa cosa non la sapevo. Si chiamava la corsa per il Friuli ed è stata una cosa commovente, anche perché meno di un mese dopo il terremoto è stata organizzata dal settimanale Autosprint ed è venuto fuori una cosa, mi vengono ancora i peli dritti solo a pensare, perché io ero presente là ed è stato veramente molto bello. Lo sport è sempre, insomma, a queste manifestazioni sono sempre legati poi dei grandi slanci di generosità e di partecipazione anche locale. Molto bello, questo è poi appunto un aneddoto che anch'io non sapevo. Ma si pensa che ogni tanto l'automobilismo sia uno sport superficiale, così per figli di papà eccetera, invece non è assolutamente vero. Bisogna sempre conoscere prima di giudicare, prima di sentenziare. Allora, come vi abbiamo detto, oggi giornata insomma per i tecnici, venerdì le prime prove, sabato lo spettacolo. Il clou che comprende appunto le valli del Natisone, e abbiamo percorso le valli del Torre il venerdì e il sabato siamo dalle parti di San Pietro Natisone, tutte quelle bellissime zone là. Naturalmente potete trovare, perché siamo un po' corti coi tempi, potete trovare tutte le informazioni sul sito www.rallyalpiorientali.it. Ci tenevo solo a dire una cosa: in questa bellissima brochure che poi troverete insomma nelle zone, immagino, ci sono anche le regole d'oro per chi va ad assistere a questo tipo di competizioni, quindi mi raccomando, attenzione a dove collocarsi, rispettare quelle che sono le distanze di sicurezza e i limiti che vengono imposti, in particolare per chi va con bambini e famiglie al seguito. È un evento aperto a tutti, bello, però sempre con la testa, con attenzione, sicuramente sì. Allora, cosa si dice? In bocca al lupo? Si dice in bocca al lupo, non si fanno mai gli auguri in queste situazioni. No. Volevo ringraziare in modo particolare le popolazioni sia delle Valli del Natisone che delle Valli del Torre, che ci hanno accolto da tantissimo tempo in modo spettacolare. Non so se avete visto sui giornali le manifestazioni di simpatia nei nostri confronti. I piloti che arrivano da mezza Italia e da mezza Europa rimangono con la bocca aperta per dire: di solito queste gare sono osteggiate, invece qui in Friuli si riesce a viverle veramente in modo con grande partecipazione. Allora, viva il Rally delle Alpi Orientali, l'appuntamento per sabato, grazie per essere stato con noi e noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi sempre qui a ore 7.